Nella Sicilia di molti anni fa, Don Ciccio Vilanza, pastore del feudo a Lecco, si ritrova ad affrontare il barone Armando che rivendica le terre del padre. Essendo trascorsi più di 30 anni, Don Ciccio non ne vuole sapere di restituirle e accoglie con calci, pugni e colpi di bastone il barone e il suo commercialista. Don Ciccio è un uomo dedicato al lavoro e al suo gregge, ma con il vizio del bere. E dopo quanto successo viene denunciato e arrestato. La moglie, donna d'altri tempi, molto più saggia del marito, va a trovarlo in carcere per convincerlo a cambiare idea. Cedere le terre al barone significherebbe tornare in libertà. Dopo questa disgrazia però nascono eventi che sconvolgeranno la vita dei protagonisti. Cos'è disposto a fare un padre per amore della propria figlia?